Etti. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno carissimi amici, buongiorno, eccoci al sabato 12 luglio, con questo sabato concludiamo la lunga serie di trasmissioni. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati qua nei nostri studi, ma oggi lo ringrazio 4 volte tanto. Oggi il nostro ospite vale 4 volte di più. Lui ride, vedete, lo vedete già inquadrato. Il nostro ospite è venuto da Genova con il treno, con il suo bellissimo strumento, il trombone, e quindi 4 volte tanto. Carissimo Francesco Verzillo, benvenuto, bentornato. Grazie, ma è sempre un piacere venire da te, Oretta, e poter appunto raccontare qualcosa di questo mio meraviglioso trombone, diciamo così. Che tu ami particolarmente. Direi di sì, Ama ci ho dedicato la vita. E continui a dedicarla, appunto adesso lo farà ascoltare e conoscere soprattutto i nostri amici. Certo. Si parla di trombone francese, trombone tedesco. Intanto un cenno rapidissimo su di te, Francesco Verzillo, che sei genovese di nascita, vivi a Genova. Mi hai promesso che mi farai visitare la tua città, che veramente conosco sì. pochissimo, se non per il traghetto Genova-Olbia, ma quello non è conoscere Genova. Hai iniziato giovanissimo a suonare il trombone, ti sei diplomato nel luglio del 1986 e poi hai iniziato immediatamente lo studio e l'approfondimento di questo strumento, che è veramente il tuo secondo amore, Alter ego. diciamo, alter ego, secondo amore, perché so che hai una moglie che ami tantissimo, Che con ci la sta quale seguendo. che ci sta seguendo e che da salutiamo. casa. Senti caro Francesco, spiegaci qualche cosa su questo, appunto, questo strumento che già troneggia davanti ai nostri schermi. Questo bellissimo strumento in Allora, ottone che brilla e che non so se assolutamente sì, trombone è uno strumento antichissimo, le sue origini risalgono addirittura al periodo rinascimentale, quando diciamo si impose anche la necessità di inventare strumenti nuovi e soprattutto per la polifonia, accompagnare le voci. E infatti questi strumenti, i tromboni, nascono già in diverse taglie, alto, tenore, basso, ed è caratterizzato il trombone dalla presenza di un tubo scorrevole che consente, diciamo, l'intonazione di tutta la gamma dei suoni che può produrre. È uno strumento che non è mai cambiato nel corso dei secoli, a parte nella forma, magari la campana, cioè la parte finale era più a imbuto nel periodo barocco e nel periodo del Settecento, e poi dall'800 in poi ha cominciato a ampliarsi questa parte, e diciamo che lo strumento è diventato sempre un po' più grande anche rispetto alle esigenze dell'orchestra sinfonica. Però diciamo oggi io parlerei più che altro del trombone solista,
Quindi l'altra volta, nella scorsa puntata, quando sono stato ospite da te, abbiamo parlato del trombone francese, della scuola meravigliosa del Conservatorio di Parigi, che nasce nel 1830 come classe proprio di didattica del trombone, e dà luogo a tutta una letteratura, diciamo, per trombone solista, quindi trombone accompagnato dal pianoforte, dall'organo, anche dall'orchestra. Qui invece oggi parliamo del trombone tedesco. Il trombone tedesco ha una origine altrettanto illustre, uno strumento che in questa area, quando parliamo di trombone tedesco parliamo anche di trombone austriaco, quindi asburgico, viennese, ha avuto uno sviluppo tale per cui gli esecutori sono diventati dei veri e propri divi, dei solisti all'epoca, e sono nate molte composizioni, sia scritte dagli stessi esecutori, sia scritte da altri compositori. Che adesso naturalmente tu ci farai ascoltare in diretta con il tuo strumento, perché Certamente. ti ho detto che vali 4 volte tanto rispetto Grazie, grazie. Allora, partiamo già subito con un ascolto? Cosa dici? Sì, allora io propongo sì? No, volevi presentare meglio oppure già ci accontentiamo di questo ascolto sul quale poi, illustrerai magari meglio lo strumento? Ma forse è meglio partire subito dalla Partiamo con la musica. Dico musica. solo l'autore Certo. è un trombonista virtuoso della fine dell'Ottocento, Joseph Serafini Alszauski. Ha 2 cognomi, uno pare che sia addirittura di origini italiane, Serafini. Alszauski comunque è un trombonista che ha operato soprattutto in Germania, ha militato nella Gewandhaus, nelle grandi orchestre dell'Ottocento, ma poi è diventato un solista talmente importante che ha migrato addirittura in America. E di lui eseguiamo uno dei tanti brani che lui ha scritto come trombonista virtuoso, lo chiamavano il Paganini del trombone, che è un valzer, arie, cioè un'aria e poi un valzer. Qui, vabbè, ovviamente eseguito con una base pianistica, ma in realtà l'originale è per orchestra. È il valzer arie numero 6, chiamato Un gioiello, proprio col nome in italiano perché l'ha dedicato all'Italia. Bene, bene, Bene? molto bene. Allora il maestro intanto toglie la Tolgo le cuffia, cuffie va a e prendere mi appropinco. prende il proprio strumento, che adesso i nostri ascoltatori vedranno anche meglio e ascolteranno soprattutto nella sua, importanza, Mh-mh. perché è uno Allora, ci strumento in sistemiamo un ottone. In attimo. ottone quanto è lungo questo strumento? Allora, la lunghezza totale, diciamo, è oltre 3 metri, Oltre però è ripiegato, quindi in perché è una ripiegato, sì, certo. ovviamente in una parte. Questo è il doppio tubo Ma il scorrevole. tuo braccio quanto deve allungarsi per La lunghezza del braccio di una persona di media di stazza, di media statura, diciamo una così. persona piccolina come Per me i ma non sì, potrebbe suonarlo, forse insomma. no, però per i bambini ci sono questi C'è la tromboni per trombetta. bambini che sono semplicemente più corti, hanno una posizione in Ah, più meno. piccolina. Va bene, allora ascoltiamo il maestro in diretta per il pubblico di Radio Libertà con il suo bellissimo e prezioso strumento che oggi dedica alla musica tedesca. Okay, Alszauski. Bene. Allora magari metto le cuffie. Chiedo scusa, ma C'è qualche variazione di base musicale? sì. No, Qualche perché non si sente, devo sentire la La devi base, siamo a sentire con mo la cuffia. facciamo solo una prova un attimo? È un po' difficile suonare con la cuffia. Ecco, perfetto. Il maestro parte con la sua tromba, munito di cuffie. È Adesso possibile? sì, adesso sì. Benissimo. Bene.
Posso dire bravo? Non non è è finito. finito. Ah, chiedo scusa. Allora vale per dopo. Adesso c'è il valzer. Ah, c'è il valzer.
Adesso sì però, Grazie. è perché avendo tolto la cuffia non sentivo la base musicale e quindi bellissimo, molto piacevole questo brano, così con questo accompagnamento di pianoforte. Sì, sì, che Chi è il sostituisce pianista? Lo ricordi il nome? allora il pianista è Danilo Delle Piane, col quale ho collaborato per molto tempo, ma collaboro anche con altri bravissimi pianisti come e organisti come Donato Giupponi di Bergamo, per esempio, e con lui abbiamo anche inciso il disco, il CD che riguardava la musica, diciamo, francese. Quello con l'etichetta Da Vinci. Quella dell'etichetta Da Vinci che avevo fatto vedere l'altra volta. Sì, ecco, allora ricordiamo ancora i nostri amici, ospite venuto con il treno da Genova senza problemi, però mi hai detto che è stato un Sì, viaggio piacevole questa volta non mi e posso riposante. lamentare. Il Francesco Verzillo, genovese appunto di nascita, sei laureato però anche in lettere e mi hai detto che sei professore in lettere, uno dice professore Sì, nel tuo sì, sì, strumento, sono invece insegni docente in di lettere, ruolo da tantissimi anni, sono quasi alle soglie della pensione. ma in un liceo anche piacevole perché Il liceo artistico di liceo Genova, il Paul Klee, è una scuola molto, molto creativa che si abbina, direi, molto bene alla mia passione per la musica. Ecco, lì c'è l'arte visiva, l'arte plastica e io invece coltivo quella musicale. Ma lo sanno che sei un grande trombonista. Sì, beh, grazie per il grande, no, molti colleghi conoscono la mia attività, io la svolgo ovviamente con la regolarità che si deve svolgere quando si è insegnanti dello Stato, bisogna chiedere un permesso artistico al dirigente, io lo faccio tutti gli anni come prescrive la norma, e alcuni mi seguono anche nei concerti, quando suono a Genova ovviamente, perché quando capita mi ascoltano volentieri. Sì, Ma sì. devi portare il pubblico giovane, perché il pubblico giovane purtroppo è un po' assente dai concerti. Purtroppo sì, ho suonato sabato scorso, esattamente una settimana fa, all'Oratorio di San Filippo, che è un luogo meraviglioso del centro storico di Genova, quando poi lo visiteremo insieme ti farò vedere. Era una serata, diciamo, speciale, perché in effetti i concerti per trombone non sono molto diffusi, solistici, però il target, come si suol Era un po' dire, alto. era un po' alto, sì. L'altro giorno una docente del Conservatorio Vittadini, dove mi ero recata, che si occupa di realizzare questi bellissimi concerti del 600 su questo periodo storico, Certo. i concerti di Orfeo, m'ha detto quando spariranno queste teste, questo pubblico di questi anni qua, non ce ne sarà più. Quando Purtroppo spariscono le sì, teste grigie non ce ne come saranno si più. dice, io dico in dialetto genovese si dice testa canua, no, testa canuta. Eh sì, perché è molto bello vedere persone interessate. Io devo dire che quando suono e anche io non suono solo e spiego anche spesso durante i concerti, quando faccio un po' di, come dire, di diffusione, ecco, di quello, disseminazione, ecco, di quello che faccio, che suono, però spiace il fatto che anche i giovani, insomma, non si vedono, ecco. A me spiace anche un altro aspetto, e lo dico pubblicamente, che anche i giovani allievi, no, del conservatorio o del liceo musicale non li vedo mai ai miei Ecco appunto, concerti, non so perché. i conservatori sono pieni di studenti, magari non c'è posto per quella determinata cattedra e poi però non li vedi ai Sì, concerti. sì. Io mi ricordo che quelle rarissime volte che poteva capitare alla mia età, quando avevo appunto studiavo al conservatorio, avevo 15, 16 anni, se venivo a sapere di un quintetto di ottoni o un gruppo anche di un solista, correvo immediatamente con la voglia di sentire. Può essere anche il fenomeno del web, quindi di questa diffusione un po' eccessiva a volte dell'offerta musicale, magari non sentono la necessità di andare a sentirla dal vivo e magari si limitano a vedere dei video su No, no, YouTube, sei non so. troppo ottimista perché Sono troppo buono più che altro. perché io dico che dal vivo è tutta un'altra cosa, Assolutamente. veramente, anche
proprio non so, seguire la musica in presenza, in una sala da concerto, non so, è No, veramente no, no. essere presenti ed essere, Ma compartecipi. poi mi permetto, scusa, di fare anche questa piccola osservazione. Gli strumenti d'ottone, tromba, trombone, corno, tuba, hanno una sonorità molto, molto ricca, che mediata a volte da un microfono, da una registrazione, perde un pochino, un po' tutti gli strumenti, per carità, ma in particolare i nostri dal vivo rendono molto, molto, molto di più. Sì, Senti, assolutamente. compositori italiani che hanno dedicato, composizioni proprio a questo strumento ce ne sono? Ma diciamo da Concerti partire per tromba, partire dall'antichità, i fratelli Gabrieli, avevano scritto molta musica all'epoca nel '600 per ottoni, e quindi, curati molto da questo punto di vista, soprattutto nell'ambito della musica, da chiesa, la musica liturgica. Invece diciamo nel repertorio solistico, diciamo che non ci sono molti esempi. Il più importante, il più noto è il concerto di Nino Rota, compositore famoso di certo, colonne sonore. Lui ha scritto bellissimo. proprio un concerto per trombone che è molto amato in tutto il mondo, ma è un po' un unicum, ecco. Poi ci sono altre composizioni, ecco, diciamo, recentemente io sono stato, e lo ringrazio, destinatario di una dedica di una composizione del maestro Roberto Tagliamacco, docente, ex direttore del Conservatorio di Genova, che ha scritto un brano per me per trombone e pianoforte o trombone e organo, che spero di poter pubblicare e incidere al più presto. Però ripeto, non c'è, diciamo, come in Germania e in Francia, una vera e propria scuola di composizione per il mio Dedicata a questo. strumento. Però adesso tu ci suoni l'Ave Maria di Adesso si Schubert. suona l'Ave Maria. Poi ti faccio una domanda che è un po' Mm. magari dopo l'Ave Maria, oppure te la faccio prima. Facciamola, tanto. Non è che una domanda un po' poco elegante Vabbè. forse. Non è che il trombone sia legato, con tutto il rispetto, alla banda musicale? No, No? assolutamente No? non c'è, sì, è vero, non c'è assolutamente da vergognarsi, No, non perché vergognarsi, la ma banda, così no, no, nel senso con che tutto il chiaramente, rispetto. esatto, cioè dipende di che bande parliamo. Cioè, se parliamo di orchestre di fiati, in realtà si chiamano, di grande tradizione, partiamo dalla Germania, ma anche le orchestre d'armonia in Francia, poi non parliamo negli Stati Uniti, e anche noi abbiamo una grande tradizione di bandistica nel sud dell'Italia, laddove la banda ha sostituito per molto tempo il teatro, che alcuni non si potevano permettere. Mio nonno, che non sapeva un H di musica, mio omonimo, nonno Francesco Verzillo, perché io, diciamo, sono nato a Genova, son genovese, ma ho origini pugliesi. Lui amava ascoltare sotto, come diceva lui, la cassa armonica, perché i tromba o cornetta facevano le parti dei soprani delle arie, il trombone tenore la parte del tenore, il baritono col bombardino. Quindi lui ascoltava delle musiche operistiche che non poteva, ovviamente per ragioni Ah, economiche, permettersi di andare a Bari, non so, al Petruzzelli a sentire un'opera. Perciò le bande hanno una grande, è vero, il trombone è legato alla banda, anche se devo dire che il trombone a tiro, quello che suono io, non è proprio tipico, perché soprattutto per le bande in movimento non è molto adatto, avendo questo tiro, diciamo, avanti e indietro. Si suona comunque, si sfida lo stesso col trombone, ma a volte vengono preferiti, soprattutto in Italia nel passato, i tromboni con i cilindri, o ottimo. cilindri o pistoni che avevano lo stesso meccanismo della tromba. Bene, adesso Suoniamo? il maestro ci suonerà l'Ave Maria di Bevo Schubert, solo un tanto goccio d'acqua perché certo, per per parlare poi si per perde. cambiare completamente genere. Anche qui abbiamo una base musicale, Sì, un'altra base assolutamente sì. musicale. Lasciamo bere il maestro, perché fra l'aria condizionata che secca la gola e lo Esatto. strumento E il parlare e il soprattutto. parlare, ecco, la nostra sveva è Allora, pronta con la base musicale, il maestro prende il suo bellissimo strumento. È grazie. pesante, leggero, No, è com'è? 1,5 chili, 1 molto chilo e leggero, mezzo. sì. Poi questi tromboni tedeschi sono costruiti con un lamierino molto più Sottile, sottile rispetto a quelli bello, moderni, poi sì. anche un'incisione vedo. Sì, ha incisione, cosa, poi Molto bello, spiegherò magari meglio dopo. molto elegante, sì, facciamo magari un primo Grazie. piano. Bene, allora, Sentiamo se la sento in cuffia, magari l'alzo un attimo, vediamo un attimo. Ave Maria di Schubert, suonata dal trombone del trombonista Francesco Verzillo. No, adesso non la sento più.
Sì. Ah, era la prova. Bello della diretta.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Bene, torniamo in diretta. Abbiamo sentito questa bellissima Ave Maria con la tromba e sotto l'accompagnamento del pianoforte. Adesso sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Buongiorno, sono Francesca, chiamo da Milano. Complimenti al grande maestro. Volevo chiedergli se oltre alla musica, chiamiamola classica, fa anche un po' di jazz. Allora, sì, grazie per i complimenti, ma sono stato colto un po' in flagrante, perché in realtà io suono il trombone, diciamo, con lo stile sinfonico, con lo stile classico. Mi piace moltissimo ascoltare i grandi jazzisti che hanno esaltato questo strumento in tutto il periodo del Novecento e oltre, però io non mi cimento direttamente, soprattutto perché non ho in mano la capacità dell'improvvisazione. Quindi È un fischio, scusami, sentiamo un fischio. Sì. Che succede, scusa, Sveva? Dire che c'è qualche dispositivo vicino, sicuramente. Qualche dispositivo vicino? Allora, io non ho il telefono. No, non lo so, sentiamo il fischio, non sarà la nostra Adesso... ascoltatrice? No. Beh, io chiudo così non ci sono problemi. Allora le rispondo ancora. Grazie. diciamo dalla radio. No, dicevo appunto, quindi l'improvvisazione è un'arte importantissima basata proprio su uno studio, quello delle scale jazz, eccetera, che io non posseggo. Naturalmente so che ci sono bravissimi musicisti che si dedicano a questo e lo fanno bene. Perciò io preferisco rimanere nel mio ambito, anzi diciamo che anche come musica del Novecento colta, classica, chiamiamola colta, non va bene, chiamiamola classica, non è proprio questo il mio repertorio, io mi dedico soprattutto al trombone barocco, al trombone diciamo classico del periodo mozartiano e ai tromboni romantici, quindi dell'Ottocento. E ce n'è già abbastanza. E lascio fare agli altri quello che io ovviamente non sono in grado Francesco, di fare. Se non ti spiace, avrei piacere, così partecipi anche tu, di citare rapidissimamente questo bellissimo festival alle altre note che prende il via, anzi se Sveva, intanto ti abbiamo visto nella tua eleganza ruotare sullo schermo quando sei in tenuta da concerto, veramente sì, col frac o gli abiti diciamo elegantissimo. adatti, grazie. Qua alla radio sei venuto in maglietta, oggi sì, perché è d'estate, sì, bisogna un po' alleggerirsi. Lo perdoniamo. Grazie. Allora, sullo schermo, come puoi vedere, abbiamo questa bellissima brochure Le altre note, il Festival della Valtellina che prende inizio il 25 luglio e terminerà, pensa, il 20 settembre 2025, giunto alla 15ª edizione.
il Festival di musica da camera Le altre note, questa rassegna itinerante fra la Valtellina, Milano e le altre località del Nord Italia. Quindi se tu vuoi non sai come passare l'estate, hai caldo, eccetera, vai in Valtellina, magari Assolutamente. ti porti dietro il tuo bellissimo trombone, magari riesci a fare anche tu un concerto fra le Mi farebbe nevette, piacere, potrebbe essere certo. una bellissima iniziativa. Magari ne Mi parliamo proporrò. con i nostri amici, i fratelli Parrino, che hanno fatto questa bellissima presentazione lunedì 7 luglio nella sala Berlusconi, non so se la conosci, al 29° piano, 39°, insomma, Del l'ultimo piano Pirellone, sì. del Pirellone, una vista bellissima. Hanno eseguito un breve concerto e hanno presentato questa rassegna Le altre note che chi ci segue sullo schermo vedrà quanti concerti si compone. Credo che siano Veramente tanti. 40, Sì, sì, vedo quindi tantissimi. una quarantina di Complimenti concerti. agli organizzatori. Complimenti agli organizzatori, buon viaggio, buon tutto e senz'altro sarà un grande successo. E magari chissà che anche tu non possa suonare con il tuo bellissimo Molto strumento, volentieri. in mezzo anche molto suggestivo, il trombone Beh, insomma, nel è uno strumento che ha un po' un'ascendenza nordica, infatti poi avrei fatto anche questo passaggio riguardo a questa faccenda, che il trombone è in Norvegia, in Svezia, è nei paesi vero. nordici, è un po' come la fisarmonica da noi, cioè uno strumento molto più frequentato, no, e anche proprio per completare la risposta alla gentile ascoltatrice, volevo dire che la versatilità del trombone sta proprio nel fatto che ha fatto parte nel corso dei secoli di tutti i generi musicali, come dicevo, dalle danze rinascimentali, ma poi è stato molto, molto utilizzato nell'ambito della musica sacra per una faccenda, legata proprio all'aspetto biblico, diciamo così. Cioè nell'Antico Testamento soprattutto ci sono molte citazioni, spesso nella tradizione un po' anglosassone si parla di trumpet, di tromba, ma nella tradizione germanica si parla di posaune, che è il termine tedesco del trombone, quindi addirittura quando Martin Lutero nella sua riforma tradusse in tedesco la Bibbia, tutti gli strumenti classificati come tromba nell'Antico Testamento li tradusse con posaune. Infatti questo ha fatto sì che il trombone fosse uno strumento legato alla liturgia, ma all'inizio del Novecento, proprio anche in America, quindi nella tradizione afroamericana, il jazz nasce proprio dall'uso del trombone, per esempio, anche nelle funzioni dei funerali, quindi il fatto che lo strumento fosse sempre considerato uno strumento angelico, no? In mano agli angeli, no? Che è stato anche a volte dipinto. E insomma, per riassumere il concetto, il jazz nasce anche da questa tradizione, questo sentimento religioso, e quindi il fatto che il trombone abbia avuto anche un grande spazio nella musica jazz e anche nella musica leggera, fa capire quanto questo strumento sia importante nell'arco, diciamo, di tutta la storia della musica fino a oggi. Senti, adesso cosa hai preparato musicalmente per Ma l'ascolto? per ascoltare, magari dare anche un po' un esempio di quelli che sono appunto questi recital miei. C'è appunto un video che è pubblicato su YouTube, quindi tutti lo possono vedere, dove io come bis, quindi brano finale, insomma, per anche gratificare il pubblico con un brano molto conosciuto, eseguo dalla Carmen la famosa aria del Toreador, con il trombone tedesco. In realtà la Carmen è stata scritta da Bizet, che è un autore francese, e l'atmosfera è spagnoleggiante, ispanica, così. Però per questo tipo di timbrica baritonale è più adatto il trombone tedesco di quello francese. Quindi Va bene, questo concerto eseguito, se non ricordo male, a Lecco, con il pianista amico caro Donato Giupponi.
questo era il bis che avete eseguito nel concerto di Lecco, mi hai detto, no? Esatto, sì, sì, sì. Ecco, vedi come si Questo è presta in un effetti. bellissimo auditorium. Bello, bello, sì, molto elegante, nuovo, bello. E qui vediamo un altro trombone in Sì, questo è un mostra. trombone francese, quello che avevo, infatti di solito io presento col pianoforte una parte di programma francese e una parte di programma tedesca, per poi finire con Ma la che Spagna. differenza d'ascolto c'è fra una musica francese e una tedesca? La Allora, musica diciamo sì, che la scuola proprio francese è del trombone è più, come possiamo dire, orientata verso una espressione un pochettino più fine, più aggraziata. aggraziata, ecco sì, diciamo così, mentre la tradizione dei concerti tedeschi mette più in luce, anche grazie al trombone, al tipo di trombone tedesco che ha più sonorità e più potenza timbrica, diciamo mette più in luce l'aspetto più maestoso, ecco, dello Senti, ma strumento. questi aggeggi che hai portato qua, che cosa Ecco, allora appunto adesso hai portato degli aggeggini un ancora, attimo vediamo, vedere, ecco, adesso tolgo solo maestro. un attimo le cuffie con le quali io Sì, perché si è visto che non ho una grossa beh, ma dimestichezza. nessuno, guarda, si ingrovigliano sempre. Allora, Intanto, molto velocemente, per chi può vedere, non ascolta solo la radio, beh, ma tu lo spieghi e loro lo spiego, immaginano. esatto. Il trombone ha una struttura molto semplice perché parte dall'imboccatura, il bocchino, come tutti gli strumenti a ottone, corno, tromba, basso tuba, che si innesta in un tubo. Il suono fa tutto, la vibrazione, così fa un suono di questo tipo, cioè si fa vibrare le labbra nel bocchino e poi questo amplifica tutto Il il suono passaggio e arriva fino alla parte terminale che è la campana. E questo è un trombone tenore in si bemolle, semplice. Ma il ma trombone tedesco, dimmi. no, volevo sapere come facci la scala, voglio sentire come Ah, sì, scusa, sì. io così all'improvviso, gli Allora, chiedo di in farci la realtà, scala. prima della scala faccio sentire che senza Eh, muovere niente, il no, trombone suona delle note che si chiamano armonici, che sono, diciamo, comuni a tutti gli strumenti d'ottone. Ecco, la nota più bassa è il pedale, la nota ecco, fondamentale. ma quello che mi chiedo, il fiato che tu hai messo, l'hai cambiato tu? L'hai cambiato Allora, in come? Come si è realtà cambiato? non è un cambiamento. Allora, per il fiato si mette più fiato se la nota è forte. E meno fiato se la nota è se le note sono più deboli. Ecco, Quello che cambia è la pressione delle labbra nel bocchino. ma per fare le note sposti tu come si chiama La questo qui? coulisse o La sposti tiro tu per in fare le tedesco. Sì, note? esatto. Allora, ho fatto sentire la serie dei suoni, ma se io suono determinate note in una posizione sola, se io sposto questa coulisse diciamo di una certa distanza, ecco, e vado avanti, ho praticamente 7 posizioni, 7 spostamenti. Stessi Dalla combinazione di tutti questi spostamenti armonici, eccetera, se io voglio fare una scala, non so, di si bemolle, cioè seleziono di volta in volta la nota, oppure non so, un semplice do. Però ci vuole un'abilità notevole nel prendere la nota nel punto giusto. e che poi sia sempre la stessa, perché se dovessi spostarlo io il do mi diventa un re o un Sì, co. assolutamente. Caspita, Sì, ma sì, sei sì. proprio bravo allora, perché Grazie. col pianoforte tu schiacci i tasti e È quelli molto più sono. semplice. Ma Noi la nostra tastiera è questa, è una ma hai coulisse che non ha visto? punti di Sveva? riferimento, Hai è visto che bravura? interessante. E Ma poi ecco, il trombone tedesco ha queste caratteristiche costruttive. Se si possono apprezzare questi serpenti, puoi fare un sono un primo po', piano, Sveva, di queste si se può si fare? riesce, sì. Se si riesce un primo piano, vediamo se riusciamo a inquadrare un primo Ecco, piano. questi qui hanno una funzione, diciamo pratica, perché parano i colpi. Anche qui in fondo alla coulisse ci sono, questi forse si vedono meno, sono dei serpenti attorcigliati a un bastone.
hanno però anche un significato biblico, perché ricordano proprio il bastone dove Mosè ha attorcigliato il serpente come gli aveva chiesto il Signore per scacciare i mali e allontanare i peccati, che poi è lo stesso simbolo dei medici, farmacisti È che hanno vero il che c'hanno, bastone con il giusto. serpente. Quindi in realtà il serpente ha una doppia funzione, ha il serpente del bene, non quello del male. E nel trombone ovviamente È il quello del bene, bene, ci certamente. mancherebbe. Senti, scusa, un'ultima cosa, Sì. questa incisione che... Allora, qui poi qua c'è inciso il costruttore, che è una ditta antichissima, sono dei fratelli che poi si sono un po' separati, i fratelli Voigt, e questo è Jürgen Voigt, e sono strumenti artigianali fatti a mano. Si nota anche no, però di qui non si vede, una striscia in più, una ghirlanda qui della campana che serve per rinforzarla. No, Ultima cosa, non so se c'è una telefonata. abbiamo una chiamata, allora Forse mandiamola sì. in linea, mandiamola in Intanto diretta, poi, faccio poi vedere quest'altro pezzo. poi lo mentre spieghi lo dopo. spiego dopo. Pronto? Buongiorno Eta, sono Elisa. Ah, buongiorno Buongiorno Elisa, a te, al tuo fedelissima. ospite. Sì, sei fedelissima perché ogni settimana mi fai scoprire uno strumento nuovo che conosco poco, quindi il trombone, complimenti al maestro, è un bellissimo strumento, molto maschio, molto vigoroso, molto bello sia da solo che come accompagnamento di altri strumenti, quindi sto imparando come sempre cose nuove. Bene, meno male, Nella vedi? trasmissione di Oretta, che ringrazio, e ringrazio il maestro, e magari ci vediamo in Valtellina, perché anch'io penso di partecipare qualche giorno al festival. Brava, facciamo una buona pubblicità al festival, che se lo merita solo per il grande lavoro che c'è dietro nell'organizzazione. Grazie infinite, Grazie a te, buona grazie estate. mille, buongiorno, Oggi è l'ultima grazie, trasmissione, informiamo gli Ci ascoltatori. risentiamo a settembre allora. Ecco, certo. Allora, bene, vedi che si scoprono questi strumenti che in effetti... Hai finito di presentarcelo? Sì, dico ancora proprio due Ah, cose ecco. rapide. Così chiudiamo così poi anche chiudiamo con la un parte brano. tecnica e poi sentiamo ancora un brano. E la brano... Allora, qui in pratica ho innestato una parte diversa. Questo trombone si chiama in tedesco Quartposaune perché è un trombone di quarta, con questi tubi aggiuntivi che vengono azionati da una cordicella. I tromboni moderni non hanno più questo sistema, aziona una valvola che apre il circuito e fa entrare il suono anche in questi, adesso faccio un esempio pratico, in questi tubi, e quindi abbassa la tonalità, ma non solo abbassa la tonalità, risparmia anche degli spostamenti. Faccio un esempio pratico. Un esempio, poi chiudiamo con l'ultimo brano, esatto. così Se salutiamo. per esempio in prima posizione noi abbiamo un Si bemolle, con questa qui possiamo fare un Si naturale, evitando questa posizione che è molto più scomoda, ecco. Oppure si possono fare note più basse. Francesco Verzini, ci accontentiamo così per oggi di questa lezione molto 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 interessante con il tuo bellissimo trombone. Senti, io chiuderei con che cosa, così salutiamo i nostri ascoltatori, ti riaccompagno al treno perché devi tornare a Genova, nella tua Genova. Ascoltare una versione di Alszauski in diretta, ecco, con una pianista d'eccezione che in questo caso è mia sorella, perché ho una sorella più grande che è diplomata di pianoforte, docente al liceo Pertini, in più è anche direttrice di coro, quindi ha un sacco di qualità, e così da far sentire questo brano che ho suonato prima nella versione, diciamo, dal vivo. Un concerto a Genova, al Circolo degli Ufficiali di Genova, di un po' di anni fa. Bene, allora con questo brano io ti saluto e ti ringrazio. Grazie Francesco a te. Verzillo, saluto la nostra carissima Sveva, a tutti gli ascoltatori, mi raccomando, la musica non va in vacanza, come avete visto va in Valtellina, va in giro, va in ci sono festival ovunque, in tutta Italia, bellissimi, e quindi basta avere voglia e ce n'è per tutti. Grazie mille Grazie a te, Francesco, grazie a voi tutti grazie e a al pubblico che ci ha seguito. A tutti i nostri amici, e un abbraccio a Sveva se lo merita. Grazie Sveva.
Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.